prestigioso premio nasce nel 2001 dal gremio della Consulta Provinciale del Volontariato di Sassari, è un sodalizio che comprende associazioni no profit, il terzo settore e le consulte comunali, di cui ne stabilisce il coordinamento attraverso l'attività di 4 settori: sociale, diritti civili, ambiente e cultura. Suo obiettivo primario è il rispetto dei valori fondanti, la dimensione ontica del volontariato. Ne consegue una operatività finalizzata all'aggregazione sociale, alla promozione umana, per un armonico sviluppo socio-culturale del territorio locale e provinciale, all'insegna dell'unità. Unità. Una parola ancora utopica nell'anno in cui si celebra il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. E il nome dell'Unità, la Consulta, dà vita scusate, sono un po' fuori dal tempo, dà vita nel 2004 al Festival dei Popoli, una partecipata e festosa manifestazione con protagoniste l'intercultura, l'aggregazione sociale, appunto, e l'integrazione, rappresentate dalle tradizioni artistico-culturali delle diverse etnie, unitamente alle nostre tradizioni sarde. Nel 2005 il sodalizio conferisce il premio Nuraghe ad Eusebio Ribbichesu, presidente uscente della Consulta provinciale, come riconoscimento del suo sensibile e profondo impegno davvero a 360 gradi nel campo del volontariato. E a questo punto, in acque agitate, subentra la dottoressa Gesuina Chessa, donna volitiva e ricca di iniziative, la quale, dotata di una spiritualità dinamica, apporta nuove energie e conduce a pieno ritmo, coadiuvata dalla intelligenza creativa di un eccellente direttivo sempre all'opera. Ed ora il saluto della nostra Presidente, che è qui con noi, la dottoressa Gesuina Chessa. Buongiorno a tutti, grazie della vostra presenza, sono veramente felice di incontrarmi con voi. Ringrazio subito Lella che ha parlato così bene di me, d'altra parte siamo amiche, quindi mi conosce bene. Comunque il lavoro della consulta viene fatto con un direttivo, viene svolto assiduamente anche i consiglieri che sono qui alla mia destra: Pietrina Chessa, Angelo Miratti, Gianfranco Paes, Antonello Carboni, Morso che qui suona i tamburi, Paolo Corraduzza, Elio vabbè, non ricordo il nome, va bene. Sono molto contenta quindi di incontrarmi qui con voi. Ringrazio moltissimo il Comune di Sassari, nella persona che è qui presente, il Presidente del Consiglio del Comune, il dottor Luciano Chessa. Grazie veramente sentite, perché ci permette appunto di celebrare questo giorno così importante per la consulta. Allora, è un momento di solidarietà oggi, quindi siamo molto contenti di vederci assieme a conclusione dell'anno del volontariato. Siamo veramente felici di parlare di persone che hanno speso, quasi la loro vita e parte del loro operato per il volontariato, sempre perché hanno desiderato segnare la realizzazione umana e la crescita del territorio. Quindi, come sapete, infatti, la consulta si aggiunge con 4 settori: della cultura, dell'ambiente, dei diritti civili e del sociale. Non posso dire niente di più perché lei l'ha parlato esaurientemente. Vi ringrazio ancora, vi ringrazio tutti. Vi faccio tantissimi auguri veramente cari,
perché il Santo Natale e il nuovo anno ci porti sempre novità, naturalmente per tutti voi, ma anche per la crescita del mondo del volontariato che in effetti oggi sta facendo tanto. Grazie molte. Bene, la manifestazione Premio Nuraghe 2011 ha la fierezza di avere come ospite una personalità che non ha bisogno di curriculum perché è persona storica nel campo del volontariato. Abbiamo qui alla mia sinistra l'onorevole Giuseppe Sassu, presidente regionale dell'Auser. Benvenuto fra noi. Grazie, buona giornata a tutti. Io ringrazio molto la Consulta Provinciale del Volontariato, la sua Presidente, che mi consente di sedere su questi banchi dopo quasi 20 anni, sono stati 20 anni, sto facendo dei calcoli, quasi, non proprio 20 anni, io sedevo su questi banchi. Benvenuto anche a tutti voi, ho avuto l'incarico di parlare un po' di volontariato. Credo che sia necessario parlarne in questo momento particolare. Io, vedete, condivido molto il detto evangelico che dice non sappia la mano destra quello che fa la mano sinistra. La condivido perché la solidarietà autentica non ama il clamore, non ama la pubblicità, non ama neppure il pubblico riconoscimento di norma, ma tuttavia, anche se questo che sto per dire è un po' in contraddizione, io credo che se per un senso malinteso di umiltà noi non parliamo di volontariato, sono convinto che non rendiamo un buon servizio al volontariato stesso, perché meno si parla di volontariato, di ciò che i volontari fanno, più difficilmente cresce la sensibilità della gente verso i temi della solidarietà. Quindi io credo, ne sono convinto, che la gente debba sapere, la gente deve poter valutare cosa avviene nella società. E d'altra parte, va detto, gli organi di informazione non sempre ci aiutano in questa direzione, perché, non so, si capisce anche, di norma si dice il fatto negativo, lo crea una camera, e quasi sempre invece si mostra una distrazione abbastanza grave rispetto ai temi della solidarietà. Quindi io credo che la Consulta faccia molto bene tutti gli anni a proporre questa giornata, che è una giornata di riconoscimento per l'azione svolta da volontari che svolgono un'azione importante nel campo della solidarietà, ma io credo che faccia bene anche perché è un atto di sensibilizzazione verso gli altri. Quindi di volontariato occorre parlare, ed occorre parlarne soprattutto quest'anno. Questo anno 2011 era l'anno che l'Unione Europea aveva indicato come anno europeo del volontariato. La settimana scorsa a Cagliari si è chiusa la fiera campionaria questo anno con una partecipazione straordinaria di tanti volontari provenienti da tutta la Sardegna. Il 2011 è anche il 10° anno in cui che l'ONU indica come anno internazionale del volontariato. E stranamente c'è un'altra coincidenza, il 2011 è il 20ennale in cui si è approvata la legge nazionale del volontariato, la 266, quindi c'è una coincidenza significativa in questo 11° premio in Nuraghe, quindi è giusto che se ne parli, e perché di volontariato appunto se ne sa ben poco, si sa forse di alcuni casi eclatanti di cui parla l'informazione, Rossella Urru rapita in Algeria, per quale noi giustamente manifestiamo la nostra solidarietà, i volontari impegnati di recente nell'alluvione a Genova, o i volontari impegnati nel cercare fra le macerie del terremoto dell'Aquila. Quelli sono dati eclatanti di cui tutti sappiamo. Ma io credo che sia giusto che riconoscere, dire che esiste invece un esercito vasto, un esercito immenso, che la gente non vede,
e si tratta di un esercito che non arriva agli onori della cronaca, non se ne parla, ma che tutte le volte interviene in tutte le situazioni in cui la società è in sofferenza. Mi piace dirlo spesso questo concetto, questo è un esercito di pace. Nel paese è stato calcolato circa 4 milioni di persone che dedicano il loro tempo al volontariato. Nel paese sono circa 40.000 le organizzazioni di volontariato che operano in questo settore. E quindi se ci fosse una società più attenta potrebbe vedere tutti i giorni questi milioni di volontari che alcuni guidano le ambulanze, altri prestano aiuto ai senza tetto, altri ancora accudiscono gli anziani, altri ancora accompagnano i disabili, oppure tengono compagnia ai bambini in ospedale, oppure servono pasti ai poveri o consegnano pacchi alimentari, come oggi noi vogliamo ricordare, che garantiscono i diritti e la dignità dove lo Stato non arriva, dove non riesce ad arrivare. E io aggiungo anche di più che in questo momento di grave crisi economica del nostro paese l'azione del volontariato, dei volontari, riesce anche in qualche modo a supplire ai grandi vuoti dell'intervento dello Stato. Noi lo sappiamo bene che in questo periodo, per la grave difficoltà economica, la limitatezza dei trasferimenti agli enti locali, dei soldi, delle risorse, sta determinando un attacco allo Stato sociale. C'è una difficoltà ad intervenire nei confronti dei più deboli della nostra società, perché ci sono tagli nella sanità, ci sono tagli per i livelli essenziali dell'assistenza, ci sono tagli per il sostegno alle famiglie, è stato azzerato totalmente, noi dell'AUSA lo sappiamo molto bene, le risorse per la non autosufficienza, ci sono tagli per la cultura, ci sono tagli per la tutela dell'ambiente. Quindi è evidente che se non c'è l'intervento del volontariato, milioni di persone nel nostro paese non riuscirebbero a gestire a sufficienza la propria esistenza. Quindi oggettivamente, ecco, questo io voglio dire, in questa giornata particolare, il volontariato tende a contribuire a determinare nel nostro paese una sorta di welfare che è alternativo oppure aggiuntivo rispetto a quello dello Stato, almeno complementare. E allora io dico che, questo lo dico anche senza retorica, in questo momento di crisi grave nel Paese, il volontariato concorre alla rigenerazione dell'Italia stessa, attraverso proprio l'azione dei nostri volontari. Perché noi siamo abituati a valutare la nostra azione solo in termini di solidarietà, ma c'è qualcuno che va a spulciare anche il valore economico del volontariato. E si dice che, per esempio, l'azione del volontariato contribuisce, e io sono andato a spulciare un po' questi dati, nella misura dello 0,7% del prodotto interno lordo, sono dati economici. Sembra questo 0,7% una cifra esigua, ma in realtà sono circa 8.000 milioni di euro che corrispondono a un terzo della manovra Monti, quindi una cifra straordinaria. Ebbene, questa cifra è determinata dall'azione volontaria dei nostri volontari. E se a questa azione del volontariato sommiamo anche l'azione di tutto il terzo settore, allora ci rendiamo conto che l'azione del volontariato più il terzo settore, che lavora ugualmente all'interno del sociale, contribuisce al prodotto interno lordo del 4%, una cosa straordinaria. Questi volontari in Italia ogni anno regalano, donano 700 milioni di ore di volontari, vedete che sono cifre straordinarie. E corrisponde il lavoro, l'azione dei volontari a circa 400.000 persone che lavorerebbero a tempo pieno, cioè una cosa enorme l'azione di questo volontariato. E non sono dati campati in aria, vi sto dicendo io che sono uno che opera nel volontariato, non sono neppure dati che arrivano dalle organizzazioni del volontariato. Questi dati che io sto citando sono dati dell'Istat, che a luglio ha reso noti i primi risultati di una ricerca commissionata dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, da CNEL, che ha chiesto appunto all'Istat di valutare quantitativamente il valore economico non della solidarietà, ma trasformati in euro, in soldi, che cosa vale il volontariato? Beh, questi sono i dati che emergono da questa ricerca, quindi io li vedo come dati straordinari. Ed è da questo che nasce anche
la fiducia che il volontariato sta acquistando nel Paese. Perché da un lato nel nostro Paese cresce la sfiducia nei confronti delle istituzioni, lo sappiamo, dall'altro lato invece cresce la fiducia nei confronti del volontariato. Anche qui ci sono dei dati che ci possono aiutare a capire. Se voi andate a vedere i dati dell'Eurispes che sono stati pubblicati per il 2011, si dice che il Parlamento, per esempio, ha un indice di gradimento del 15%. Cosa significa? Che su 100 persone 85 non vedono di buon occhio le istituzioni. Oppure i partiti politici, l'indice del gradimento è del 7%, significa che 93 persone su 100 non hanno un buon giudizio sui partiti, mentre la valutazione del gradimento sul volontariato è dell'80%, 80 persone su 100 hanno un ottimo giudizio sul volontariato. Quindi c'è una distanza abissale nella valutazione della fiducia delle nostre persone. E io credo che noi che operiamo nel volontariato di questo dobbiamo essere molto orgogliosi. Certo che questo fatto ci assegna anche una grande responsabilità. Allora, in una giornata come questa, io credo che brevemente cerco di dirle queste cose, perché questo è il compito che Gesuina mi ha assegnato, di fare delle brevi riflessioni. La prima riflessione è questa, è che questo 2011, come dicevo, è un anno di coincidenza delle ricorrenze, l'anno europeo, l'anno dell'ONU, il ventennale dell'approvazione della legge, ma coincide anche con una situazione terrificante sul piano dell'economia e della finanza. La società è smarrita in Italia, non sa come cavarsene, lo stesso governo, i governi non sanno quali strade percorrere, ma dal mio punto di vista io credo che ci sia una certezza che i referenti principali della crisi, chi paga principalmente la crisi sono i referenti del volontariato. I referenti del volontariato sono i deboli e gli indifesi normalmente, e le crisi di norma le pagano i deboli e gli indifesi. Allora è evidente che questo fatto pone tutti noi, il volontariato, di fronte a problemi nuovi, a problemi inediti, e in tutti i campi in cui si dispiega l'azione del volontariato. Perché? Ecco, cosa sta succedendo rispetto a questa situazione? Che crescono a dismisura le povertà materiali. Io, caro Meloni, Aldo Meloni, passo quasi tutti i giorni in via Margherita di Savoia e vedo, tocco con mano, e lo vedo anche con un groppo alla gola, che cosa si vede lì, e mi dà la misura di quanta povertà materiale ci sia in questa città. A Sassari cresce in modo drammatico il fenomeno delle povertà materiali. È quindi molto giusto il riconoscimento che la Consulta fa verso questo tipo di azione, anche se io credo che il volontariato debba non solo limitarsi, come fa, a tamponare le falle del pubblico, e fa bene a farlo, ma deve poter svolgere il volontariato anche un'azione di stimolo e di denuncia nei confronti delle istituzioni quando le istituzioni non sono sufficientemente all'altezza. Però la cosa che voglio dire è che insieme alle povertà materiali crescono le povertà immateriali, quelle che non vediamo ad occhio nudo, e sono le povertà delle persone che non hanno bisogno di chili di pane, che pure è necessario dare quando c'è bisogno, ma, come a me piace dire, sono quelle persone che hanno bisogno di chili di affetto. L'affetto si può dare a chi in quantità. E allora le crisi economiche che stiamo vivendo hanno dei riflessi non solo sul piano materiale, come dicevo, ma anche sul piano sociale, perché crescono le solitudini, crescono le emarginazioni, cresce il bisogno di socialità e di partecipazione, e quindi c'è nella società bisogno di più volontariato rispetto al passato, di persone che si dedicano a rispondere a questa grande domanda di bisogno materiale, ma di persone che si dedicano anche a dare risposte alla grande domanda di bisogni immateriali. Allora io credo di individuare brevemente alcuni filoni di intervento per il nostro ragionamento futuro, per l'attività che dobbiamo fare. Allora, una prima riflessione. C'è da un lato questo grande bisogno di volontariato, ma c'è un fatto che sta avvenendo, che mentre cresce la domanda di volontariato cala il numero dei volontari. C'è un'altra ricerca, anche da questo punto di vista, che voglio dire, è che la ricerca effettuata da Astra Ricerca a livello nazionale, che ci dice che il numero dei volontari in Italia sta diminuendo. C'è il calo del 10%, ed credo che sia un dato che ci deve preoccupare.
e che non dobbiamo far passare sotto silenzio, perché ci impone un imperativo categorico, che è quello di noi in prima persona sviluppare una forte azione di sensibilizzazione, perché nella società cresce questa forma di individualismo, di indifferenza, e invece noi dobbiamo riuscire ad affermare la solidarietà, cioè la voglia di dedicare il nostro tempo gratuitamente agli altri e quindi di far crescere il numero dei volontari. Allora, da questo punto di vista io credo che l'informazione possa anche dare una mano per far sensibilizzare l'opinione pubblica in questo senso, ma io penso che una cosa grande la può fare la consulta provinciale del volontariato, una sua campo di azione, ecco, da qui al 12° anno del premio Nuraghe, proprio per sensibilizzare, per favorire la crescita dei volontari. Quindi l'altra riflessione è questa: quale ruolo può svolgere il volontariato in questa situazione? Noi assistiamo a delle insufficienze del pubblico, l'abbiamo detto, mancano le risorse, non è colpa del comune se molte volte non si riesce a rispondere alla domanda, perché i soldi non ci sono. Però il volontariato cosa deve fare? Si deve sostituire al comune? Io credo di no. Il comune sta chiedendo a noi volontari di intervenire su questo, su quello, non ce la facciamo, ma io penso che il volontariato non può svolgere una funzione di supplenza, di sostituzione. Noi dobbiamo in qualche modo non fare un ruolo di tappabuchi, no? Di supporto, viene definita di sussidiarietà verticale, cioè che il comune delega al volontariato alcune azioni, o il comune, la provincia, la regione, lo Stato in generale. Non può fare una sussidiarietà verticale di delega. Noi non siamo dei sostituti di posta in questo caso, ma la sussidiarietà deve essere di tipo orizzontale, cioè il volontariato deve mettere a disposizione il patrimonio di saperi, di esperienze che abbiamo maturato in tutti questi anni, ma lo deve offrire in modo del tutto autonomo ed originale, non ripercorrendo le strade del pubblico, perché sarebbe allora la sostituzione di funzioni che sono pubbliche. E poi, per concludere, io vorrei indicare due luoghi importanti, luoghi fisici, no, luoghi spirituali in cui il volontariato deve interagire. Il primo, che secondo me è fondamentale, è quello del dono della gratuità. Io credo che questo della gratuità nel volontariato sia la grande ricchezza. Se venisse meno questa cosa, se il volontariato venisse inquinato dalla rincorsa a quello che avviene nella nostra società, la rincorsa al denaro, all'affarismo, alla corruzione, io credo che il volontariato perderebbe quel grande consenso che ha all'interno della società italiana. Però il rischio c'è, perché insomma nei momenti di crisi possono determinare anche queste cose. L'altro caposaldo intorno al quale il volontariato deve muoversi è quello della mettere in connessione tutte le azioni del volontariato che ci sono in città, in provincia e a livello nazionale. Io credo che non sia più tempo che ciascuno di noi, ogni organizzazione, zappi individualmente il proprio orticello. Questo non basta più. Noi dobbiamo essere in grado di mettere insieme le nostre energie e di costruire proprio una rete tra tutte le associazioni di volontariato. Noi, questo è un argomento, io lo so, di cui noi spesso parliamo nel passato, ma è un obiettivo che noi lo diciamo a parole ma difficilmente si fa. Io non l'ho aperto, non mi rendo conto né a livello nazionale, né a livello regionale, né a livello locale che ci sia un'azione adeguata, concreta, che tende a realizzare questa rete tra le varie associazioni del volontariato. Io credo che questo invece sia assolutamente essenziale e che possa essere anche un secondo obiettivo della consulta provinciale del volontariato, che realizza anche quest'anno, insieme a quell'altro obiettivo che indicavo poc'anzi, un lavoro per realizzare anche nel nostro territorio una rete tra le associazioni del volontariato. Io mi fermo qui, credo di averla fatta anche troppo lunga e vi ringrazio per la cortese attenzione che mi avete dato. Premio Nuraghe
onorevole Sasso, per la passione con cui, senza retorica davvero, ha evidenziato il fare invisibile che porta avanti con gratuità tutte le azioni del volontariato, non solo umanitarie ma appunto umanizzanti, perché intervengono sulla solitudine, combattendo quindi le povertà materiali e affettive. Grazie ancora onorevole. Bene, la nostra manifestazione continua dando il primo premio al settore cultura. A me spetta l'onore di leggere il premio speciale alla cultura. Premio speciale alla cultura Luciano Chessa. Luciano Chessa nasce a Sassari, consegue la maturità al liceo Azzoni, si trasferisce a Bologna e qui si laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo, ottenendo l'optimum. Al Conservatorio di Bologna conclude gli studi di pianoforte presso lo stesso conservatorio, consegue l'8º anno di composizione per raggiungere un maggior approfondimento della sua specifica formazione artistico-musicale. Luciano si reca in America e in California presso l'Università di Davis, conseguendo il dottorato in musicologia. Intraprende successivamente una brillante carriera che lo vede presente come compositore, direttore, concertista e musicologo in Europa, Stati Uniti e Australia. Esordisce nel 1997 con Humus, lavoro che riceve entusiastiche recensioni da parte di importanti riviste specializzate quali Rumore, Fare Musica, e sarà incluso dai critici di rock e riglia fra i 10 migliori dischi del 1997. Fra le sue numerose opere ricordiamo Il pedone dell'aria per orchestra e doppio coro di voci bianche, eseguito nell'Auditorio dell'Ingotto di Torino del 2006, Concerto Child to Child, un futuro senza lavoro minorile, nell'intento di promuovere la solidarietà per i minori. Altra composizione da ricordare è Un urlo di pietra, opera sacra, dedicata ad una mamma disperata per la perdita di un figlio portatore di handicap, dove si ispira al lamento della Vergine per la perdita di Cristo. Qui si ritrova il connubio tra due culture, quella del canto gospel con quello sardo satitu. In qualità di musicologo, Luciano ha completato il primo studio monografico dedicato all'arte dei rumori di Luigi Russolo, volume al momento in produzione ed in prossima uscita. I suoi studi lo hanno portato alla prima ed esclusiva ricostruzione dell'opera di Intona Rumori futuristi di Luigi Russolo. Curare e dirigere concerti di musica commissionati esclusivamente per questa orchestra su invito di Rose Goldberg, direttrice della Biennale delle Arti Performative di New York. L'orchestra viene presentata a San Francisco, a New York, nell'autunno del 2009, con 2 concerti curati e diretti dallo stesso Luciano Chessa. Questo progetto sarà poi nominato dal New York Times tra i migliori eventi d'arte del 2009. Dal 2006 insegna al Conservatorio di San Francisco, istituzione presso la quale è membro del Collegio di Facoltà, e dal 2011 è membro del comitato di redazione della rivista Touchet, la pubblicazione scientifica internazionale dedicata alla musica sperimentale dell'Università di Parigi, Pantheon-Sorbonne. Dal 1999, in qualità di coordinatore degli eventi musicali dell'Istituto Italiano di Cultura di San Francisco, promuove l'opera di maggiori compositori e interpreti italiani in collaborazione con importanti istituzioni concertistiche e università americane. Sottolineiamo che l'artista esprime nelle sue opere sensibilità e solidarietà per gli ultimi della società e trasporta il suo sentimento come augurio per il cambiamento degli eventi contrari, costantemente orgoglioso di rievocare la sua essenza vitale. Luciano Chessa non è qui con noi perché si trova in California per motivi professionali, però è qui con noi suo
padre, il professor Antonio, che ritirerà la targa Premio L'Orario 2011 per l'artista suo figlio. Grazie professore, prego, si accomodi.